Oh, mi sono subito innamorato di questa aspirante Miss Topolini per il taglio di capelli. Guardate come la rende così teenager, così maledettamente semplice, carina. Aspirante Miss numero 11. 11. Beh, bel numero. 11, nome? Sofia. Oh, Sofia. Sofia S-O-F-I o S-P-H-I? S-O-F. F, con la F, va bene. Sofia, cosa fai? Come mai da queste parti? Cioè, qual buon vento ti ha portato a Miss Topolini? Ho già partecipato l'altro anno e volevo riprovare. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Quindi sicuramente sfrutterai l'esperienza passata, vero? Ovvio. Beh, poi sicuramente sarà stata anche una bella esperienza per essersi presentata. Senti, cosa hai capito rispetto alle altre in più? Su che cosa giocherai quest'anno? Qual è la tua arma che tirerai fuori? Non so. La semplicità, oppure una maggiore esperienza del palcoscenico, della passerella? Sì. Sì. Ha detto sì, l'ho visto, ero vicino e ha detto sì, va bene. Senti, studi? Studio per diventare parrucchiera. Che bello. Mi piacerebbe avere un salone tutto tuo? Sì, sì. Insomma, è un bel lavoro, molto artistico. Senti, non so, cosa vogliamo parlare? Parliamo del tuo segno zodiacale. Acquario. Com'è l'acquario? È così, esattamente come la state vedendo. È così, l'acquario è così. Tranquillo, però attenzione agli amici, a quelli come lei, perché al momento giusto sanno tirare fuori la grinta. Vero. Ok, tira un pugno alla telecamera per favore, così facciamo vedere no. Va bene, senti, c'è qualcuno che vuoi salutare? Sì, delle amiche. Fai i nomi, vai. Saluto. C'è la curva sud intanto che la sta salutando. Saluta tutti quelli che ti passano per lei. Sbloccati, esorcizzati, vai. Allora, Noemi, Cinzia, Iva, Sara, mia sorella Ambra e tutti quelli che mi conoscono. Si è sbloccata, va bene. Fai un bel saluto agli amici di Miss Topolini al mio via. Pronta? Via!